Cari telespettatori, ben ritornati. Come sempre il venerdì noi abbiamo i nostri ospiti, i nostri esperti, amici dello SPCGL del Veneto, quindi ben arrivate, perché questa volta siamo al femminile. Nettamente. Elena Di Gregorio, segretaria generale SPCGL Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti e a tutti. E Rosanna Bettella della segreteria sempre dello SPCGL Veneto, grazie Buongiorno anche a lei. a tutti. Temi caldi ce ne sono diversi perché possiamo spaziare dalla questione delle pensioni, arrivare alla sanità, al sociale, temi che a tutti quanti stanno molto a cuore. Tanti di voi commentano, ci scrivono mail, fanno osservazioni eccetera, ci stimolano e quindi stimolano anche il sindacato dei pensionati a soffermarsi su queste questioni. Per i casi specifici, lo ribadisco, è bene sempre chiamare le sedi presenti su tutto il territorio dello SPCGL perché è difficile affrontarli anche per questioni di riservatezza di privacy direttamente in trasmissione e poi noi non possiamo rispondere alle mail, comunque le inoltriamo direttamente alle segreterie. Detto questo, io direi che voglio fare proprio un cenno a quella che è stata secondo me una manifestazione molto significativa e importante che si è svolta recentemente a Padova al Teatro Geox, perché è stato il preludio della grande manifestazione che poi ci sarà invece a Roma il 1° giugno. Quindi Elena Di Gregorio, vediamo un po' che cosa ne è venuto fuori, che aspettativa anche avete in virtù di quello che si è tirato, le fila che si sono tirate in questa occasione? Sì, diciamo, possiamo dire che le pensionate e i pensionati anche in Veneto sono sul piede di guerra. Noi abbiamo iniziato un percorso che ci aveva visto assieme unitariamente, questo è un elemento che vorrei sottolineare perché è molto importante per dare l'idea anche della consapevolezza comune che c'è in questa fase del nostro Paese e avevamo fatto un'iniziativa a Vicenza a marzo, ci siamo ritrovati al Palageus in tantissimi, tutto il nord, assieme pensionati di CGIL, CISL e UIL per lanciare la mobilitazione che ci porterà in piazza sabato 1° giugno a Roma, in una piazza storica per il movimento sindacale che è Piazza San Giovanni, che è una piazza anche molto molto grande, molto impegnativa. Avete preso una bella piazza perché all'inizio non era questa. È la piazza del popolo, però le richieste di adesione, di partecipazione sono arrivate talmente tante che abbiamo dovuto proprio cambiare, scegliere una piazza più capiente per poter dare lo spazio a tutti quelli che vogliono essere con noi a manifestare. Dateci retta. Ecco, è uno slogan che a mio avviso coglie proprio il senso del sentimento, no? Del sentire delle pensionate, dei pensionati, degli anziani, perché noi abbiamo chiesto più volte a questo governo e alle forze politiche di ascoltare e di cercare di costruire assieme delle risposte per la condizione della popolazione anziana che, come sappiamo, nel nostro paese e anche nella nostra regione, insomma, diventa sempre più significativa, siamo 1/4 della popolazione. Non abbiamo ricevuto risposte, ma nemmeno... non siete stati convocati? Ci sia stato sì, un giro di tavolo, se possiamo chiamarlo così, che poi doveva avere un seguito che non c'è stato. Anzi, per tutta risposta ci siamo trovati con un intervento a gamba tesa sulle pensioni, per cui ci sono state tagliate le pensioni e tra l'altro con un meccanismo anche molto, molto furbo, per cui prima hanno erogato la rivalutazione, poi l'hanno bloccata dal 1° aprile e il recupero di quanto ci hanno pagato verrà fatto dopo il voto, no? In maniera tale di non alimentare lo scontento, ma siccome appunto i pensionati non sono stupidi, questa cosa la sanno e sono molto arrabbiati perché si continua, e dico continua perché non è ovviamente il primo governo che mette le mani in tasca ai pensionati, solo che questo si era autodefinito il governo del cambiamento, invece non ha trovato niente di meglio che ancora una volta andare a usare i pensionati e le pensioni come un bancomat e fare cassa. Quindi c'è molta arrabbiatura, ma c'è anche una forte preoccupazione. Per questo il grido di dateci retta, perché noi siamo molto preoccupati per il futuro del nostro Paese. Ormai i fatti sono sotto gli occhi di tutti, insomma il nostro Paese non cresce, anzi ci sono delle dichiarazioni irresponsabili da parte di componenti del governo che mettono in fibrillazione i mercati. Abbiamo lo spread che ormai ha raggiunto quota 2,90. C'è uno studio del Sole 24 Ore in questi giorni che dice che in un anno di governo il spread ha perso
perso 124 punti, cioè quindi stiamo pagando un prezzo altissimo a una politica che non dà risposte in termini di lavoro, di qualità della vita, no? Di sostegno ai propri cittadini e che invece appunto rischia di peggiorare le condizioni, perché a settembre il governo dovrà affrontare la legge di bilancio del 2020 infatti, sappiamo con alcune incognite e sappiamo che c'è pendente l'aumento dell'IVA, che sono 23 miliardi. Abbiamo visto in questi giorni cambiare le posizioni, prima si negava che ci fosse il problema, adesso anche il Presidente del Consiglio dice che sarà difficile evitare l'aumento dell'IVA. Sono aumenti che vanno a colpire direttamente i consumi e in particolar modo i consumi delle famiglie, perché ai beni di lusso si potrà anche fare a meno, evitare di fare quelle spese, ma non ci appartengono, non è il nostro orizzonte, mentre mangiare e le spese essenziali colpiscono tutti. Ecco, quindi noi riteniamo che siano delle politiche sbagliate e ci preoccupa molto per il futuro non solo nostro. Ma anche ma dei giovani, e questo è il tema che noi sta a cuore. Noi siamo arrabbiati perché a volte ci tacciano di essere egoisti, avari addirittura, ha detto il Premier Conte quando ci siamo ribellati al blocco delle pensioni. Noi siamo stati in questi anni di crisi gli ammortizzatori sociali delle famiglie e della società. Abbiamo garantito il welfare, abbiamo garantito la tenuta sociale con i figli che perdevano il lavoro, con i nipoti che sono precari, abbiamo fatto i sacrifici, ma stiamo vedendo che questi sacrifici sono inutili perché i conti dello Stato peggiorano e il nostro Paese va peggio. Quindi noi abbiamo deciso proprio di ribellarci, di scendere in piazza con tutta la nostra forza e non smetteremo di mobilitarci e di protestare finché non verremo ascoltati, perché noi proposte ne abbiamo, ma chiediamo insomma anche il rispetto e chiediamo che ci sia una consapevolezza della politica rispetto a una popolazione che è sempre più anziana e che cambia nei propri bisogni. Ecco, tra l'altro c'è il discorso in questo, oltre al tema delle pensioni, che è molto forte, molto sentito, al di là del blocco di chi ha delle pensioni molto molto elevate, ma lì sono altre questioni, altre problematiche. Parliamo di servizi essenziali ai cittadini, sanità, ambito del sociale, che hanno dei costi importanti e che quindi si vede anche, ci sono appunto delle recenti ricerche, che chi ha bisogno di sociale, chi ha bisogno di sanità deve ricorrere coi mezzi propri. E quindi non riesce a far fronte a questo, perché il sistema, in ogni regione ha il suo problema, ma il sistema regionale non riesce a sopperire, manca un fondo che sia adeguatamente congruo per poter... Esatto. Diciamo che il tema della salute e della sanità riguarda tutto il Paese in maniera differenziata, perché che se ne dica abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, nonostante la nostra Costituzione, nonostante le nostre leggi prevedono un sistema sanitario nazionale universale. E la garanzia della universalità, quindi dell'accesso a tutti i cittadini, sta venendo sempre più a mancare, perché il sistema sanitario nazionale non è adeguatamente finanziato. Leggevo questa mattina che il riparto dallo Stato alle regioni sta slittando, quindi non arrivano ancora le risorse, ma la legge di bilancio 2019 ha stanziato il 6,4% del PIL. Noi dobbiamo tenere presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo il paletto al 6,5% del PIL come la condizione minimale per poter garantire non solo appunto la salute, ma anche per poter evitare delle morti ingiustificate dovute alla carenza di sanità e di cura. E noi purtroppo assistiamo sempre più a persone che rinunciano alle cure, perché questo meccanismo di ridurre il servizio pubblico e indirizzare verso il privato fa sì che chi può permetterselo accede al privato, ma chi non può permetterselo è costretto a rinunciare alle cure, con un peggioramento delle condizioni proprie, della propria famiglia, ma anche per un danno poi per la collettività, perché poi si diventa cronici e la cronicità ha dei costi molto superiori. Quindi fare prevenzione, investire nella sanità sarebbe una condizione lungimirante e saggia per chiunque abbia a cuore non solo il benessere dei propri cittadini, che poi dovrebbe essere anche la finalità stessa dello Stato e di chi ci governa,
ma anche per poi la tenuta dei conti pubblici, no? Perché si spende meno spendendo prima piuttosto che non rinviare il problema. E purtroppo questo è un tema che è aperto in tutto il nostro Paese ed è un tema che, ahimè, sta diventando e cominciando a farsi sentire anche nella nostra regione. Assolutamente. Allora, detto questo, questi sono i grandi temi. Un attimo solo che leggo anche i messaggi che intanto arrivano. Quota 100 mi ha salvato, visto che il 30 marzo l'azienda ha chiuso, 62 anni, il mondo del lavoro è difficilissimo. Non è tutta negativa la riforma, anzi per molti è positiva. Ma noi non siamo contrari a quota 100, ci mancherebbe, fa parte della nostra piattaforma quello di consentire la flessibilità in uscita e quello anche di tenere conto delle condizioni soggettive, perché ci sono appunto c'è chi perde il lavoro e quindi favorire l'accesso alla pensione è un elemento importante. Fino a poco tempo fa si restava nel limbo, ma appunto sono pezzi che noi abbiamo conquistato, perché abbiamo conquistato anche l'app social per far fronte a problemi di questo tipo. E poi bisogna tenere conto che i lavori non sono tutti uguali, come diciamo sempre, per cui fare 40 anni, 41 anni in fabbrica con determinati ritmi di lavoro, con i turni notturni, pesa, o pensiamo insomma al personale degli ospedali, il personale infermieristico, insomma quanto pesante possa essere un lavoro di quel tipo. Diverso è insomma anche chi fa un lavoro impiegatizio, che è meno esposto, cioè ha altri tipi di problematiche, ma è meno esposto anche a un logoramento, perché ci sono aspettative di vita che cambiano in base a quanto tu vieni logorato nella tua vita. Quindi noi, la nostra piattaforma sulle pensioni è andare oltre. No? Quindi non dire certamente no rispetto a questo questa prima risposta, ma è uno step, non è la cancellazione della Fornero come ci hanno venduto e contrabbandato, no? Che finalmente veniva onorato l'impegno di cancellare la Fornero. La Fornero c'è, vive, no? E continua ad essere presente e quindi noi invece vogliamo un tavolo per discutere di tutti questi temi affinché altre persone come chi ha scritto questo messaggio, che ha situazioni particolari, possa trovare una risposta, perché evidentemente la persona è riuscita a raggiungere quota 100, ma tante donne o persone che hanno avuto lavori discontinui non trovano una risposta con quota 100 e invece potrebbero avere lo stesso problema, quindi dobbiamo allargare e tenere conto della situazione reale delle persone. Ma un elemento di criticità rispetto al sistema pensionistico e che ci preoccupa molto è quello dei giovani, che si continua a ignorare e non affrontare. Noi stiamo continuando a caricare un debito sul futuro, perché pensiamo che non ci tocchi, qui ognuno si vive la giornata in termini di propaganda e di campagna elettorale, ma noi che abbiamo figli e nipoti ci preoccupiamo molto per il loro futuro. Chiarissimo questo, purtroppo. Allora, adesso un po' andiamo a sviluppare anche vari temi, li possiamo anche scandire bene con delle slide, però prima andiamo in pubblicità, dopo passo la parola anche a Rosanna Bettella. Il primo tema che affrontiamo è la tutela delle pensioni, come diceva la segretaria, aspetto basilare, insomma, perché da quello un po' si parte per costruire tutto il resto. Vediamo prima pubblicità e poi torniamo insieme.